Ha vinto il gusto nella 15ª edizione rinnovata della Festa del Prosciutto Veneto Berico Euganeo di Montagnana. 10 giorni di festa che hanno richiamato nella città murata migliaia di turisti o semplici girovaghi della domenica. Il territorio è diventato la culla del gusto, come spiega Barbara Degani, presidente della provincia di Padova. Il territorio è sempre più centrale, non solo, c'è anche la valorizzazione dei nostri prodotti tipici, il prosciutto veneto è uno di questi, secondo me è uno dei più eccellenti ed è sicuramente molto apprezzato dai padovani e anche non dai padovani, perché qui si sono visti a Montagnana negli scorsi 10 giorni davvero persone che provengono da tutta Italia, per cui una bella valorizzazione di un prodotto, oltre che la valorizzazione di una città splendida come quella di Montagnana. Il prosciutto veneto Berico Euganeo rimane un prodotto artigianale che può interessare anche l'industria, dato che Giovanni Rana vorrebbe utilizzarlo per fare i suoi tortellini. La tipicità del prodotto e la qualità del prodotto non permette una distribuzione come quella che ci può essere su un prodotto di tipo commerciale. Questo è un prodotto particolare, sicuramente non commerciale, per cui la produzione è rigorosamente controllata. È ovvio che è un prodotto di altissima qualità, di una nicchia sicuramente medio-alta, ed è ovvio che il fatto di poterlo far conoscere anche fuori ci dà la possibilità magari nei prossimi anni di aumentare compatibilmente con quello che è possibile la produzione. Ma il prosciutto dolce è anche un modello di riferimento per lo sviluppo di una nuova economia in Italia, basata sulle tipicità. L'artigianato e di preciso la produzione del prosciutto di Montagnana può essere un segnale per come si può sviluppare l'economia in Italia. Gli artigiani che producono prodotti di qualità, tipo il prosciutto di Montagnana, prosciutto che nel momento in cui viene prodotto ha già un acquirente, potrebbe essere uno dei motivi per far capire ai nostri governanti nazionali che la spina dorsale dell'Italia è fatta da agricoltori, è fatta da artigiani e non di grossa industria, una grossa industria che ci sta facendo pagare la crisi a caro costo. Quindi oggi potremmo prendere esempio da questa piccola cittadina di come si potrebbe invece esportare esperienze piccole a livello nazionale, perché l'economia oggi non ci consente più di guardare alle grandi cose ma alle piccole cose che creano occupazione, creano reddito, creano prodotto interno lordo. Si chiude così, baciata dal sole, la festa del prosciutto di Montagnana, realizzata con il contributo e la partecipazione del Consorzio Prosciutto Veneto Berico Euganeo, dell'Istituto di Istruzione Superiore Jacopo da Montagnana, con il patrocinio ed il sostegno della Camera di Commercio di Padova, Regione del Veneto, Provincia di Padova, associazioni di categoria, APPE, ASCOM, Confesercenti, CIA, Coldiretti, Confagricoltura, Eurocoltivatori e il sostegno di Credi Veneto.